Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal Napoli, grazie. Marco Baroni non ha nascosto la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio per 1-0 al Maradona contro il Napoli. Siamo contenti. È una bella partita, giocata bene come volevamo. Ho detto alla squadra che sono degli esami per noi. Vogliamo partite difficili, contro squadre difficili per alzare il nostro livello, per essere più competitivi. Complimenti a tutti, a chi è partito dall'inizio e a chi è entrato. Baroni esalta la Lazio. Ci autoalimentiamo. Baroni ha aggiunto: noi con questi ragazzi da subito abbiamo avuto grande disponibilità, ci autoalimentiamo. È un gruppo che lavora, che ha cultura. Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi. Io dico loro che queste partite alzano il nostro livello, ma la prima sfida è contro di noi, per dimostrare a noi stessi di essere a livello di quelli forti e costruiti per vincere. Noi vogliamo ben figurare attraverso il gioco, perché la squadra sa fare questo. Oggi lo abbiamo fatto, tranne gli ultimi 15esimi del primo tempo dove ci siamo un pochettino innervositi e il Napoli è stato pericoloso. Questa squadra deve giocare e lo sa far bene. Noi lavoriamo per crescere ogni settimana. Baroni su Noslin e Dele Bashour. Baroni ha proseguito. Noslin deve crescere, fare il suo percorso. Noi fra 3 giorni abbiamo una partita fondamentale e lo spazio c'è per tutti perché tutti lavorano. Non voglio parlare di riserve perché tutti mi mettono in difficoltà. Lavoriamo tutti nella stessa direzione, poi qualche ragazzo è più pronto e qualcuno meno. Oggi Dele Bashiru alla sua prima partita importante ha fatto bene e noi lo aiuteremo a crescere, quindi adesso voglio che però la squadra mantenga l'umiltà perché è su questo che lavoriamo. Questo è un percorso lungo fatto di lavoro, sacrificio e umiltà. Baroni e la Lazio a 3 punti dal primo posto. Lazio ha 3 punti dal primo posto in classifica. Baroni ha concluso: il nostro obiettivo è migliorare nel lavoro e quando ci sono queste partite siamo felici, ci danno spessore e le vogliamo. Ecco perché dico ai ragazzi che la prima sfida è con noi stessi. Io so di avere una squadra forte, ma so anche benissimo che dobbiamo rimanere sempre attaccati al lavoro, perché si dura fatica a salire e ci vuole un attimo a scendere. Conosco benissimo il campionato e le squadre in testa, quindi dobbiamo affrontarle con questo piglio di consapevolezza e personalità. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? Pensi che il Napoli abbia giocato bene oppure no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.